Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. È in corso la conta dei danni causati dall'ondata di maltempo di ieri. Sono previste nuove precipitazioni durante il weekend, seri i danni, gli allagamenti, le persone anche intrappolate in casa a Padova e in provincia. Vediamo quello che è successo ieri, facciamo un po' un riepilogo di quanto è accaduto. Prigionieri nelle proprie abitazioni con sicuramente mezzo metro d'acqua sulla strada e forse addirittura situazioni peggiori all'interno delle case. In via strade interne a Terradura di Due Carrare anche il soccorso fluviale dei Vigili del Fuoco che ha bussato proprio a tutte le porte per capire se ci fossero delle situazioni di pericolo. Stavano arrivando dal Bignasego i Vigili del Fuoco del soccorso fluviale dove si sono calati nelle strade con il gommone per soccorrere due anziani rimasti intrappolati nell'auto nella via trasformatasi in un fiume. 100 mm d'acqua in un'ora tra le 5 e le 6 del mattino hanno messo a dura prova i territori dei comuni di Due Carrare, Maserà di Padova, Albignasego. A Terradura di Due Carrare l'acqua defluisce ma con lentezza. In via strada interna, chiusa in casa, anche una persona anziana. Lei è corsa da sua mamma, 88 anni, come sta? No, sta bene, tranquilla, sta bene. Sta bene per fortuna. Ha tirato fuori energie che non sapeva avesse. Esatto. Ma com'è la situazione? La situazione è che ce l'avevamo dentro in casa, praticamente il garage è a livello strada, quindi è arrivata dentro, dal garage è entrata nella cucinetta e in entrata. Ci siamo abituati perché ogni volta che piove tanto la strada si allaga. A questi livelli sarà stato un 20 anni che non arrivava. La protezione civile con i Vigili del Fuoco aveva chiuso questa provinciale ai confini tra Maserà di Padova e Due Carrare, ma oltre al maltempo si aggiungono incivili come questo automobilista che non ci ha pensato due volte, ha strappato il nastro, allibito anche Gino Favero, assessore di Due Carrare. Temo che semplicemente la gente non si renda conto della gravità della situazione. Evidentemente non capiscono che non si può passare per una strada del genere, non solo perché è rischioso per loro, ma perché rischiano di ostacolare i mezzi di soccorso, che è veramente pericolosissima questa situazione, soprattutto su strade come queste che hanno fossi su entrambi i lati e quando c'è l'acqua non si capisce dove finisce la strada e dove inizia il fosso, è un attimo. Una situazione difficile anche per chi strade come questa la conoscono bene e nonostante tutto sono finiti nel fossato, come questo furgoncino rosso dove l'acqua è entrata per tutto il giorno. Adesso non resta che attendere il deflusso. È scesa troppa acqua in troppo poco tempo. La rete scolante non è in grado di smaltirla, ci vuole tempo. E siamo tornati a Due Carrare questa mattina, ci sono gli inviati Valentina Visentin e Federico Cibotto. A te Valentina. Sta qua. Sì, buongiorno direttore, diciamo che fortunatamente il sole sta aiutando in queste ore a ritornare alla normalità. Noi siamo a Due Carrare, dietro di noi l'idrovora Madonnetta che non ha mai smesso di lavorare in queste ore perché è qui che si è riversata la maggior parte dell'acqua e della pioggia che si è riversata sulla provincia di Padova giovedì mattina all'alba con i forti temporali. 300 le chiamate arrivate ai Vigili del Fuoco, 150 gli interventi che sono stati eseguiti grazie ai doppi turni e grazie anche al lavoro e al supporto delle protezioni civili dei vari comuni di tutta la provincia. Dicevamo che proprio Due Carrare è il comune che ha patito più allagamenti sia delle strade ma anche delle abitazioni. Qui con me c'è il sindaco Davide Moro, fra poco il Cocco intanto dovrebbe essere chiuso, diamo anche questa buona notizia, e l'idrovora alle nostre spalle sta lavorando al massimo. Sì, e questo ci tenevo anche a dirlo perché partono sempre queste notizie, no? Che le pompe non funzionano, sono partite in ritardo, eccetera. Abbiamo lavorato, grazie anche al coordinatore e vice coordinatore della protezione civile che ho qui al mio fianco, abbiamo sempre lavorato in stretto contatto con il consorzio Bacchiglione. Vi posso assicurare che abbiamo i grafici, siamo stati qui H24, eccetera, e le pompe non hanno mai smesso di funzionare. Purtroppo, e dico purtroppo, è caduta una quantità d'acqua pazzesca. E la prova ne è il fatto che noi abbiamo delle strade che alle 5:30, 6 di mattina erano completamente asciutte, alle 7:15 c'erano 80-90 centimetri d'acqua. Quindi in un'ora e mezza, massimo 2 ore, si è riversata una quantità incredibile d'acqua. Qui si rastrema tutta l'acqua,
non solo di 2 Carrare ma anche dei colli di Maserà, e il problema è proprio quello di portarla dentro al Vigenzone, il Biancolino che abbiamo qui, qui davanti a noi. Fortunatamente non c'erano state piogge nei giorni scorsi, i fiumi hanno ricevuto, il problema è stato quello proprio di portare su tutta questa quantità d'acqua in mare. A livello di danni, sindaco, ha una stima, un primo bilancio? Adesso cominceremo la conta dei danni, purtroppo abbiamo parecchi scantinati, parecchie famiglie che sono andate sott'acqua, i soccorsi sono stati tempestivi, ringrazio in primis la Protezione Civile di 2 Carrare, che è sempre presente, sempre attiva, ma poi ci hanno dato veramente una mano anche tutto il distretto del Padova Sud, è venuto anche il gruppo di Este, il gruppo di Cittadella, e poi sicuramente adesso casomai il mio coordinatore vi dirà, perché corro il rischio di dimenticarmi qualcuno. Voglio anche ringraziare gli scout, perché ieri tutti i volontari erano impegnati nell'attività appunto di messa in sicurezza e di aiuto in primis anche ad anziani e a persone allettate, e sono venuti gli scout a fare i sacchi di sabbia, per cui anche a loro devo dire un grande grazie, nonché anche a qualche cittadino e qualche giovane, che diciamo sempre che i giovani stanno a letto, invece in questo caso si sono alzati e sono venuti a dare una mano. Grazie Sindaco, ne approfitterei visto che abbiamo qui il coordinatore della Protezione Civile Mattia Rosin per capire adesso quali sono ancora le zone dove state intervenendo. Allora adesso stiamo intervenendo su una via qui a lato dell'Idrovora, che è stata una delle vie maggiormente colpite del territorio, e abbiamo continuato tutta questa notte con una presenza attiva sia da parte di tutto il distretto Padova Sud, di cui il Comune di 2 Carrare ne fa parte, che delle altre protezioni civili del territorio, che ringrazio sentitamente. Ringrazio anche la provincia di Padova e la regione del Veneto per il lavoro svolto, per la costante professionalità, impegno e la sinergia che ci hanno messo nel risolvere questo complesso evento. Esatto. L'acqua è stata tanta, noi ce l'abbiamo messa tutta, i volontari hanno lavorato H24 e niente, noi siamo sempre qui pronti, speriamo che gli eventi diminuiscano, anche se purtroppo ci stiamo abituando a queste piogge così violente, che durano poco ma che scaricano tantissima acqua in pochi minuti. Come vedete dalle immagini del collega Federico Cibotto, l'Idrovora sta continuando a riversare acqua nel canale, ma la pioggia ha creato danni, ci sono stati allagamenti anche nei comuni di Mestrino, Villafranca Padovana, e colpita in particolare anche la zona sud di Padova, con alcuni quartieri appunto che hanno subito allagamenti nelle strade. Il bilancio di quanto è accaduto a Padova nel servizio di Francesco Rattai, e poi la linea può tornare allo studio. Un evento eccezionale quello che ha colpito Padova. Dalle 5 alle 8 sono scesi più di 100 mm di pioggia, come nel maggio del 2024. Tanta pioggia è scesa in poco tempo anche davanti alla sede della Protezione Civile di Padova, dove è stato aperto il COC, il centro operativo comunale. Le zone più colpite, quella a sud e quella a ovest della città. La zona più colpita dal punto di vista delle piogge è la zona ovest e la zona sud, con quantitativi molto importanti, ed è lì che abbiamo registrato i disagi più grossi, a seconda anche della fragilità dei diversi punti della città. Sono caduti anche degli alberi. Qui siamo alla Sacra Famiglia in via Savona, dove è caduto questo pino marittimo. Altri crolli si sono verificati in via Montepertica, in via Castelfidardo e in Corso Irlanda. Nonostante siano passate molte ore dal fortunale che ha colpito la città di Padova, qui a Brusegana in via Santi Sebastiano e Fabiano, la strada che porta all'aeroporto, l'acqua è ancora molto alta. Manteniamo lo stato d'allerta, anche se le condizioni meteo vanno sul miglioramento, sia per gestire quanto è avvenuto adesso in termini di
assistenza e lavori di ripristino che comunque ci stanno impegnando ancora molto, ma insomma per vedere che non ci siano sorprese dal punto di vista del meteo. Questo è il bacino di laminazione di Brusegana, lo vedete, si è riempito, è una delle opere che il Comune ha messo in atto, ha realizzato per cercare di contrastare questi eventi sempre più estremi. 5 sono i sottopassi che sono stati chiusi in via Madonnina, in via Chioggia, in via Candiana e in via Decorati. In zona Volta Barozzo c'è stato un distaccamento dell'energia elettrica, già ripristinato però in mattinata. Servizio di Francesco Rattai, adesso andiamo a Mestre perché intensissime le precipitazioni a Mestre e anche a Marghera con le strade allagate. C'è stato anche l'allagamento del parco della Bissuola, la rabbia dei residenti. Andiamo in diretta da Ilaria Marchiori. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo proprio qui in una delle vie più colpite della zona della Bissuola, laterale di via Casona. Qui ci sono in particolare due condomini. Come vedete sono condomini molto grandi, quello che state vedendo inquadrato, una settantina di appartamenti tra ATER e privati. Qui insieme a me ci sono alcuni residenti, nonché anche il consigliere comunale Gasparinetti. Cominciamo subito da lei, ci racconta un po' cosa è successo ieri e come sta andando adesso, perché come vedete si sta ancora lavorando, i garage sono ancora, ora l'acqua non c'è più ma li stanno svuotando. Alle mie spalle si vede anche quest'albero che è caduto a causa della pioggia battente che cadeva, quindi il terreno si è ovviamente impregnato e l'albero è caduto. Insomma, la situazione ieri è stata drammatica e oggi state in qualche modo facendo la conta dei danni, che è una conta abbastanza pesante. Buongiorno, vi racconto appunto, ieri mattina sono stato svegliato alle 7 dai vicini, mi hanno detto di correre giù per spostare l'automobile e c'erano già 50 centimetri d'acqua in cortile. Ho portato via la macchina e poi siamo rimasti qui a guardare quello che succedeva, perché tanto non si può fare. L'acqua è andata giù ieri sera alle 5 perché sono intervenuti Protezione Civile e Vigili del Fuoco con le pompe per svuotare tutto il cortile. Il problema... Acqua che è entrata, lo ricordiamo, anche negli ascensori? Certo, negli ascensori, nell'autoclave, perché negli ultimi piani non abbiamo pressione, non abbiamo acqua calda. E il problema qui è che quando la rete fognaria non funziona più, non riesce più a smaltire la quantità d'acqua, questa zona, che è particolarmente bassa, viene invasa dal parco della Bissuola, che è giusto qui dietro. C'è proprio una cascata di acqua che scende e anche scende da tutta via Casona. Essendo questo un basso, accumula tutta l'acqua della zona. Ma io parlo del cortile, ma in realtà era pieno il cortile delle case vicine e anche delle case sulle strade e ancora di là. Ecco, infatti questa è stata una delle zone maggiormente colpite ieri a Mestre. C'è però una questione che va avanti da anni, ovvero quella delle idrovore. È vero, è una annosa questione perché, come ha spiegato giustamente Filippo, questa zona è particolarmente sensibile per la sua posizione, ma questo già si sapeva e si somma al fatto che, come credo tutti sanno, il sistema fognario del Comune di Venezia a un certo punto è misto con le acque piovane, per cui si incontrano, per cui rende ancora più difficile lo smaltimento delle acque quando arrivano questi eventi così estremi come quello di ieri. E noi attendevamo ancora dal 2014, quindi 2 giunte fa, il progetto del famoso raddoppio dell'idrovora di via Bissagora, che è una parte finale dell'impianto di Campalto, ed è la parte di idrovora che tiene in sicurezza tutta questa zona, che nel frattempo, da quando era nata la prima idrovora, ovviamente è cresciuta come urbanizzazioni e come servizi, per cui è chiaro che ha bisogno di questo progetto. Purtroppo però già la prima giunta Brugnaro decise per spostare gli investimenti su un'altra priorità. Sappiamo che è stata realizzata l'idrovora di via Torino e non la nostra, e siamo già andati sotto terribilmente più o meno a questi livelli anche nel 2019, e però l'idrovora ancora non c'è, almeno noi non l'abbiamo vista, e infatti ieri abbiamo visto il lago e non l'idrovora. Questa è la situazione. Ecco, a questo proposito qui c'è anche il consigliere comunale Marco Gasparinetti, consigliere comunale di Terra e Acqua. Questa è una questione che residenti, insomma cittadini, stanno aspettando oramai da anni. Sì, da più di 10 anni, come ricordava Chiara, a cui va riconosciuto il merito di aver fatto questa battaglia quando ancora si potevano evitare
evitare disastri. A me quello che dispiace come consigliere comunale è constatare come nel comune di Venezia si intervenga sempre dopo la tragedia. È successo con il cavalcavia, purtroppo la tragedia, 22 morti. I lavori sì, erano già previsti, ma sono stati realizzati soltanto dopo. L'idrovora di cui hanno bisogno i residenti della Bissuola erano previsti sì, con tanto distanziamento a bilancio, però in modo per noi incomprensibile quel finanziamento è stato invece, dirottato, fra virgolette, su via Torino. Il problema è che qui ci sono centinaia di famiglie che ieri sono rimaste senza elettricità. Io sono rimasto con loro fino alle 6, quando finalmente è stata ripristinata l'elettricità. Lei pensi 10 ore quasi senza elettricità, che vuol dire ascensori fino all'8° piano ovviamente non funzionavano, persone anziane. Sappiamo anche di un anziano che è stato portato in braccio. Assolutamente, ho parlato anche con la figlia di questo anziano che aveva bisogno di andare urgentemente all'Angelo e non c'era modo di trasportarlo perché la zona era allagata, è stato portato a spalla dai vicini, un bellissimo gesto di solidarietà. Però il problema è questo. Perché l'idrovora ancora non è in funzione a 10 anni di distanza? Adesso pare che la completeranno, sì, perché tutti i giornali e telegiornali hanno parlato di questo disastro e finalmente, per voce del vice sindaco Tomaello, è stato annunciato che l'impianto verrà completato entro la fine dell'anno. Ben venga finalmente. Peccato che, come è successo anche per gli alberi, il famoso albero di Piazzale Roma, gli interventi del comune arrivino sempre dopo, mentre noi vorremmo vedere più prevenzione. Ecco, ringraziamo il consigliere Gasparinetti, ringraziamo anche i residenti che ci hanno dedicato il loro tempo, perché come potete immaginare stanno lavorando da ore, da oltre 24 ore e quindi sono anche stanchi e provati. Da Mestre è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie molte Ilaria Marchiori e Simone Merlo, il nostro operatore. Adesso passiamo alla cronaca nera, torneremo a fare la conta dei danni del maltempo. C'è purtroppo la morte cerebrale del bimbo ucraino di 6 anni che è stato travolto mentre attraversava la strada con la mamma a Santa Maria di Sala. Questo bambino era arrivato a Villanova di Campo San Piero in fuga dalla guerra a fine luglio, tragico destino quello di essere sfuggito alla guerra invece di essere poi vittima di un incidente stradale. Vediamo. Si è sperato fino all'ultimo in un miracolo, ma le condizioni del piccolo erano troppo gravi. Nelle scorse ore è stata dichiarata la morte cerebrale per il bimbo ucraino di 6 anni, travolto mercoledì pomeriggio mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme alla sua mamma. Il suo cuore continua a battere attaccato alle macchine della terapia intensiva, ma la famiglia, in un ultimo atto d'amore, ha già dato il consenso all'espianto degli organi. L'incidente lungo la strada noalese a Santa Maria di Sala, al confine con Villanova di Campo San Piero, dove il piccolo da qualche settimana abitava nella canonica di Murelle, seguita dalla cooperativa Levante. Era arrivato da Odessa con la mamma e il fratello più grande, fuggiva dalla guerra, ma qui ha trovato un tragico destino. Io Ladislav l'ho visto il 27 luglio in questura perché c'erano delle difficoltà di ordine burocratico e l'ho rivisto sul letto della terapia intensiva attaccato alle macchine. È stata una storia allucinante perché 3 settimane è vissuto nella nostra struttura Murelle di Villanova di Campo San Piero. Vladi giocava nel cortile della canonica, l'avevamo iscritto alla scuola elementare di Murelle che avrebbe cominciato la prima tra poco. L'incidente è avvenuto mercoledì dopo un pomeriggio trascorso insieme alla mamma. Il piccolo stava facendo ritorno a Murelle. Alcuni testimoni hanno raccontato di essersi fermati per farlo attraversare insieme alla mamma che portava a mano la bicicletta con le buste della spesa. All'improvviso però una Panda azzurra ha superato l'auto, ferma davanti alle strisce, sfiorando la mamma di pochi centimetri e colpendo invece in pieno il piccolo, che è stato scaraventato nel fossato. La mamma, disperata, ha allertato i soccorsi, ma le condizioni del piccolo, ricoverato in terapia intensiva e nella pediatria di Padova, erano parse fin da subito gravissime. Il conducente dell'auto è stato sottoposto agli esami di rito per accertare le sue condizioni. Servizio di Valentina Visentina, e questa è la foto della piccola vittima pubblicata dal Gazzettino.
È stato fermato l'uomo che ieri in pieno centro a Treviso ha picchiato il direttore generale dell'ULSS 7 Bramezza, era già noto alle forze dell'ordine per episodi analoghi. Andiamo in diretta da Lucio Zanato. A te Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Diretta Veneta. Mi trovo nel cuore di Treviso, in piazza Crispi. Perché mi trovo qui? Perché alle mie spalle sostanzialmente i carabinieri hanno fermato il 37enne responsabile dell'aggressione del direttore Carlo Bramezza. Ma la cosa curiosa è che lui è stato fermato non tanto per l'aggressione quanto perché ha evaso ai domiciliari, ed era ai domiciliari con braccialetto elettronico. Solo che i carabinieri l'hanno individuato qui non per il braccialetto elettronico, ma l'hanno individuato qui dopo aver visto le telecamere di videosorveglianza della polizia locale. Allora è stato fermato, in questo momento si trova ai domiciliari, ma per appunto evasione per quanto riguarda i domiciliari, non tanto ancora per l'aggressione, per la quale sarà imputato a breve. Tutto questo però è avvenuto in questa zona che è a meno di 500 metri dal locale di via Martiri della Libertà, dove appunto il direttore era stato aggredito poco tempo prima. C'è un problema quindi, c'è il problema del braccialetto elettronico che non funziona. Però per capire meglio cosa è successo, appunto quali sono stati i livelli dell'aggressione al direttore Carlo Bramezza, rivediamo il servizio che abbiamo preparato ieri. È arrivato di fronte al bar, ha intravisto Bramezza, ha lasciato la bicicletta e l'ha iniziato a colpire in volto. Nessuno scontro casuale, nessun litigio, ma un pestaggio mirato, quello avvenuto tra Piazza San Leonardo e la Loggia dei Cavalieri, vittima il direttore generale dell'ULSS 7 Pedemontana, il trevigiano Carlo Bramezza. Ad aggredirlo un soggetto già noto alla giustizia, che la stessa vittima avrebbe già riconosciuto. Un 35enne trevigiano arrestato nel luglio del 2024 per episodi analoghi a quello di cui è stato vittima Bramezza. Stalking, violenza, danneggiamenti, tanto da essere condannato e posto agli arresti domiciliari, salvo poi evadere. Nonostante questo è attualmente in libertà. Non è escluso che possa aver puntato Bramezza perché è frequentatore di un locale in cui aveva già dato in escandescenza in passato. Fatto sta che, vistolo uscire dal bar, lo ha colpito con violenza sbattendolo contro l'ingresso dell'esercizio pubblico. La porta automatica si è spalancata, facendolo cadere a terra in una maschera di sangue. A quel punto è intervenuto il barista, l'aggressore se n'è andato e sono arrivati i soccorsi, volanti e su M118. Bramezza è stato trasportato in pronto soccorso, visitato e quindi tenuto in osservazione per tutta la notte. Riscontrati i tagli ed ecchimosi, quindi le dimissioni. Lo stesso direttore generale dell'ULSS 7 ha formalizzato la sua denuncia. A carico del 35enne vi sono altre recenti denunce. L'episodio di via Martiri della Libertà suscita per questo ancor più indignazione, espressa chiaramente dall'avvocato trevigiano Fabio Crea, legale delle persone offese delle precedenti aggressioni, che già a luglio dello scorso anno aveva criticato la mancata adozione di provvedimenti cautelari a carico del soggetto. Nel corso dell'ultimo anno si è reso protagonista di diversi episodi analoghi, violenti, anche di stalking nei confronti di alcuni miei assistiti, che noi abbiamo denunciato ripetutamente. Il soggetto era stato posto dopo diverse denunce agli arresti domiciliari, dopo la condanna ha violato gli arresti domiciliari e attualmente si trova in libertà con l'applicazione del braccialetto elettronico e quindi ha potuto commettere quest'ulteriore atto di violenza. Appunto, il braccialetto elettronico che non funziona perché se stava sotto i 500 metri dal locale dove dopo l'hanno trovato, dove ha aggredito Carlo Bramezza, vuol dire che il braccialetto non ha dato segnalazione a chi di dovere. Antonella Tocchetto, che è venuta a raggiungerci, avvocato e componente del Partito Democratico in Consiglio Comunale. Sì, buongiorno a tutti. No, infatti non funziona assolutamente, io l'ho anche detto a Nordio quando l'ho trovato, al ministro Nordio quando l'ho trovato in città. Ci sono anche proprio moltissime donne che lo stanno denunciando, anche io ho avuto dei casi dove non ha funzionato. Questo è l'ennesimo caso, preoccupantissimo, perché in questa zona, tra l'altro, la sera c'è comunque movimento ed essere aggredita alle 10 di sera fa veramente paura. Bisogna fare qualcosa, cambiare le modalità del braccialetto
braccialetto elettronico. Lo stesso ministro mi pare nei giorni scorsi che si fosse impegnato a cambiare la società che li faceva o comunque ad avere un controllo diverso, ma ricordo che alcuni uomini con il braccialetto elettronico recentemente, qualche settimana fa, in giro per l'Italia hanno ucciso la donna che stavano perseguendo. Quindi credo che sia una cosa gravissima e bisogna assolutamente rivedere, e quindi è un appello che faccio al ministro Nordio: immediato, va subito risolto. Ecco appunto, ma è un problema che è arrivato qua a Treviso. Non è bene che sia tutta la politica e gli amministratori trevigiani che insieme chiedano di rivedere questo provvedimento che sta creando problemi in tutta Italia. Sì, è una cosa che deve essere fatta coralmente. Bipartisan, voglio dire. Sì, assolutamente, che deve essere fatta coralmente. Lo dico anche in primis al sindaco, visto che ha un buon rapporto anche col ministro, perché questa cosa qui deve essere risolta a tutela non solo dell'episodio che è successo a Bramezza l'altro ieri, ma sicuramente a tutela delle moltissime donne che in questo momento qua sono perseguitate e di tutti quelli che hanno delle difficoltà con persone o con degli stalker e non sono così tranquille perché questi braccialetti non funzionano. Può essere stata una buona idea, però in Europa funzionano. Pare che in Germania funzionino benissimo con una società molto attiva. Ecco che impariamo anche dagli altri paesi, insomma, e quindi sicuramente lo diremo anche al primo consiglio comunale, che però sarà a settembre, quindi bisogna agire al più presto, credo già in questi giorni. Grazie a Antonella Tocchetto. Per la cronaca, il direttore Bramezza ha una prognosi di 21 giorni dopo l'aggressione subita, però sentiamo invece altri commenti sempre dai rappresentanti del Consiglio Comunale sull'episodio di Bramezza, e poi linea a te, direttore. Ci aspettiamo che il sindaco e il comitato di sicurezza cittadino ci chiariscano come mai queste aggressioni possano accadere in una città che dovrebbe essere tranquilla, in un orario che dovrebbe essere tranquillo, come quello in cui è accaduto questo preoccupante episodio. Episodio preoccupante per la sua gravità, del tutto fuori contesto per zona e orario. L'aggressione in via Martiri della Libertà, il direttore generale dell'ULSS 7 Pedemontana, Carlo Bramezza, richiede un'immediata risposta, secondo il capogruppo Dem in Consiglio Comunale Stefano Pelloni, da parte di Comune e Forze dell'Ordine. Pestaggio avvenuto tra l'indifferenza dei passanti quanto all'immagine della città, un brutto colpo. Sicuramente una maggior presenza delle forze dell'ordine questo episodio avrebbe potuto scongiurarlo, e sicuramente Treviso, da un punto di vista dell'immagine pubblica, turistica e della città viva che vuole essere, non ci fa una bella figura. Il singolo episodio costituisce l'eccezione e non la regola, gli ribatte il capogruppo di Fratelli d'Italia Guido Bertolazzi, che tuttavia non minimizza la sostanza dei fatti. Auspico che presto venga fatta la massima chiarezza. Sicuramente le forze dell'ordine e la magistratura riusciranno a individuare il colpevole. Episodi come questi non è che possano dire se una città è sicura o non sicura su un singolo episodio. Certo, sono episodi che devono far riflettere e auspicare che quando verrà preso ci sia la giusta conseguenza, la giusta punizione. Il tema della sicurezza dipende da soggetti esterni al comune, continua il capogruppo dei meloniani. Malgrado questo, per Fratelli d'Italia i passi in avanti ci sono stati. La gente lo vede, perché l'istituzione delle zone rosse, l'adozione adesso in via sperimentale del taser alla polizia locale. Abbiamo come amministrazione fatto il possibile per garantire sempre più sicurezza. Poi episodi come questi che succedono non è che si potrà mai eliminare completamente, purtroppo, e speriamo che sia assicurato alla giustizia l'autore di questo misfatto. Allora, gli ecovandali sempre in azione scaricano spesso montagne di rifiuti là dove non devono essere gettati, perché bisogna portarli nelle discariche, e andiamo in diretta da Marta Maragone e da Tommaso Migot a San Biagio di Callalta. A te, Marta. Sì, buongiorno direttore, a te, ai telespettatori di Rete Veneta che ci stanno seguendo da casa. Siamo nella frazione di San Biagio di Spercenigo, davanti all'ecocentro di Via De Gasperi, perché proprio qui negli ultimi 2 mesi si sono verificati diversi episodi di abbandono selvaggio di rifiuti. Nel primo episodio una famiglia numerosa di 12 persone residente nel comune di San Biagio di Callalta, tra l'altro proprio qui vicino,
si è liberata di materiali ingombranti, abbandonandoli qui davanti al cancello in un orario di chiusura. In un secondo caso, e dovreste vederlo in questo momento nelle immagini, è quello della signora che arriva con un'auto rossa, quasi sgommando in questo piazzale dell'Ecocentro, e poi abbandona diversi sacchi, una decina di sacchi di rifiuti per terra. Il terzo caso, che è anche quello più significativo dal punto di vista della quantità di rifiuti che sono stati abbandonati, è quello relativo ad una famiglia di 4 persone residente nel comune di Riese Pio X, che ha abbandonato circa 10 metri cubi di rifiuti indifferenziati, praticamente una vera e propria montagna di sacchi abbandonati qui davanti all'Ecocentro. È andata male però a tutti costoro, perché grazie all'indagine congiunta degli tecnici del Consorzio Priula e dei vigili urbani di San Biagio di Callalta, questi ecovandali sono stati individuati. Qui con me abbiamo Paolo Contò, direttore generale del Consorzio Priula, abbiamo l'assessore Fabrizio Campagnolo, assessore alla sostenibilità del comune di San Biagio di Callalta, e il comandante della polizia locale Giovanni Troncon. Direttore Contò, allora ancora una volta ecovandali, ancora una volta siete riusciti a pizzicarli, non proprio con le mani nel sacco ma poco dopo. Sì, grazie al suo lavoro fatto insieme col comune di San Biagio di Callalta abbiamo programmato proprio un piano per beccarli in questo periodo, e ne è uscita una retata, grazie alle telecamere ovviamente che abbiamo messo, ma non è l'unico modo per beccarli, perché è abbastanza facile capire chi sono i soggetti che abbandonano, non solo dalle immagini, che è la cosa più semplice, ma anche da ciò che lasciano, le tracce che lasciano, e anche dal tipo di persone che di solito troviamo. Cioè, chi abbandona sono sempre il medesimo tipo di persone, e questo identikit ci permette di risalire più facilmente, insieme alle altre prove, alla persona che ha abbandonato. Per esempio il caso della signora che sgommava, di cui citavi prima, è una signora che aveva con sé una bambina in macchina. Immaginate l'effetto educativo di una madre, no? Verso la figlia che la accompagna a smaltire illegalmente i rifiuti. Quindi stiamo parlando di persone veramente diverse a tutti noi. Noi sappiamo che loro sono diversi, loro non lo sanno, ma arriviamo a loro anche sapendo che il reparto umano a cui appartengono non è quello normale. Ecco, c'è anche un caso particolare, quello più consistente dal punto di vista quantitativo, che pone, come dire, l'attenzione anche su un altro fenomeno, che è quello degli svuotamenti di cantine, di locali, di case che magari poi si devono liberare. Esatto, infatti quando una persona, virgolette, normale, con una famiglia normale, che gli capita di essere ritrovata su un abbandono, vuol dire che c'è qualcos'altro, perché noi pensiamo sempre che c'è una ragione che dovrebbe ricondurre alla regola principale, e la regola era quella che qualcuno più spregiudicato di questa famiglia, a cui è stato affidato allo smaltimento dei rifiuti, non si è curato di ovviamente di fare la raccolta con tutte le autorizzazioni che certamente non aveva, ma addirittura è andato a abbandonare. Ecco che si ritorna al fototipo abbandonatore di prima. Non sono persone normali. Fatevene una ragione, è per questo che vi ritroviamo. Ecco, assessore, quindi attenzione massima sugli abbandoni, che vi vede come comuni impegnati su parecchi fronti. Sì, allora noi fin dall'inizio come amministrazione comunale del comune di San Biagio di Callalta, l'amministrazione appunto Pillon, no, fin dall'inizio appunto dicevo avevamo messo un occhio particolare sul discorso dell'abbandono dei rifiuti. Nel nostro territorio purtroppo è un territorio che ha parecchia campagna, ci sono parecchie frazioni tra virgolette isolate, di conseguenza abbandoni ne abbiamo visti tanti. In 2 anni a questa parte abbiamo beccata parecchia gente. Adesso con la collaborazione appunto del Bacino Priula e la collaborazione del comando di polizia locale del comune di San Biagio siamo riusciti appunto in questo mese di beccarne altri 3. Da parte nostra noi continueremo su questa strada qua, continueremo a vigilare e continueremo anche l'implementamento delle telecamere come abbiamo fatto in questo caso. Ecco, comandante della polizia locale, abbiamo sentito
capito insomma come si arrivi ad identificare. Voi avete delle tecniche anche particolari, no? Proprio per arrivare a individuare questi ecovandali che appunto, come sottolineava il direttore generale, alla fine sempre li beccate. Allora, diciamo che la parte di accertamento avviene in loco, oltre che con l'ausilio delle telecamere, della videosorveglianza o quelle che ha in uso Bacino Priula, e quindi oltre a questo utilizziamo la verifica in loco, il sopralluogo, quindi effettuiamo il controllo sui sacchetti, sui sacchi, dove troviamo direi sempre indizi o addirittura prove di chi ha effettuato lo scaricamento, oppure chi ci può far arrivare a chi ha effettuato lo scaricamento o il committente, e quindi da lì parte tutta l'attività investigativa, spesso e volentieri col supporto degli ispettori di Bacino Priula, e da qui quindi le sanzioni e l'individuazione quindi dei responsabili. Ecco direttore, quindi questo è quanto accaduto, questo è il messaggio che viene lanciato anche a tutti gli ecovandali della provincia. Da San Biagio di Calalta è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Marta Marangon e chi c'era con lei, Tommaso Migotta. Tommaso Migotta, grazie molte, grazie. Andiamo avanti con una questione che è sempre legata all'ambiente, fototrappole per gli ecovandali, ma anche fototrappole che riprendono lupi, orsi, animali selvatici nel nostro territorio. Soprattutto i lupi sono scatenati in questo periodo, anche non soltanto in montagna sull'altopiano, ma poi scendono anche nelle zone collinari fino alla pianura. A Marostica c'è preoccupazione perché un cane è stato sbranato da un lupo recentemente in località Valle Rovina, vicino a Bassano del Grappa. Sentiamo Federico Fusetti con Andrea Benetti, il nostro operatore. Facciamo il punto sulla situazione. Argomento lupi, si moltiplicano gli avvistamenti. Ricorderete pochi giorni fa il caso di un cane predato, ucciso da un lupo. Siamo a Marostica per fare il punto della situazione con il sindaco Matteo Mozzo. Si ripetono gli avvistamenti anche qui? Sì, devo dire che dopo un'estate abbastanza tranquilla, nel senso che dal mese di giugno gli avvistamenti sono calati, ce ne sono sempre stati, ma sono calati rispetto a gennaio, febbraio e marzo, dove veramente la situazione stava diventando estremamente preoccupante. Non avevamo più avuto parvenze dei branchi, ecco, come è stato visto anche in alcune fototrappole. Dopo appunto i recenti fatti nel vicino comune di Bassano, nella giornata di ieri sempre i cittadini mi hanno segnalato di un ennesimo avvistamento a 5-10 metri massimo dall'abitazione di proprietà, tra l'altro un residente che aveva già perso un animale lo scorso anno, e quindi adesso che si va verso l'inverno e quindi sicuramente gli animali presenti in altopiano si sposteranno di nuovo in pianura, probabilmente la preoccupazione ritornerà a crescere. La politica cosa può fare? Io spero che a Roma decidano, perché al di là delle le protezioni, i proiettili in gomma e le varie decisioni che adesso sono più che altro da tifoseria, si arrivi veramente a una soluzione radicale, perché purtroppo quando si arriva a un possibile rischio per i cittadini poi le soluzioni ce ne sono poche, ma sono ovvie per tutti, penso. E a proposito di cittadini, quando vengono da lei o quando le arrivano queste segnalazioni, che cosa risponde? C'è solo preoccupazione di indirizzarli verso il servizio forestale e gli organi competenti. Noi non abbiamo possibilità di intervenire. Dispiace perché, ripeto, la preoccupazione monta e non è giusto come è successo l'anno scorso, dove probabilmente qualcuno è arrivato a farsi giustizia a sé mettendo dei bocconi avvelenati, dove anche altri animali possono star male oltre che i domestici, ma è comunque un modo incivile di gestire la cosa, quindi si spera sempre che chi ne ha la competenza prenda una decisione. Ultima domanda, sente paura tra i cittadini?
Ma diciamo che paura non è che paura, è una preoccupazione soprattutto per le persone anziane o comunque i bambini. Per il resto, insomma, in questo momento è abbastanza tenuto sotto controllo. Speriamo che alcuni animali non si sentano più sicuri ad avvicinarsi alle case private. Questo è il problema. Non sono tutti gli esemplari, ma sicuramente qualche esemplare dimostra un po' di affezione rispetto ad alcune zone. Le predazioni dei lupi e la violenza degli uomini. A Vicenza nella notte un giovane immigrato è stato preso a sprangate da un gruppo di aggressori che adesso sono ricercati dalla polizia. La vittima è in gravi condizioni, è stato ricoverato questo ragazzo all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Una maschera di sangue. Gli agenti della questura lo hanno trovato così, vittima di un brutale agguato da parte di un branco di aggressori che poi si sono dileguati. È l'ultimo caso di violenza a Vicenza. Siamo in Viale San Lazzaro ed è l'1:30 di notte. Un ghanese di 25 anni senza fissa dimora viene preso a sprangate da un gruppo di 6 o 7 sconosciuti. Colpito più e più volte alla testa, tenta di difendersi, di ripararsi con le braccia, ma i colpi lo feriscono finché gli aggressori non sentono le sirene della polizia e allora si dileguano immediatamente, lasciando il malcapitato a terra sanguinante. Provvidenziale la segnalazione arrivata alla questura di qualcuno che evidentemente, sentito il tafferuglio, ha deciso di chiamare il 113. Immediatamente sul posto sono accorse le pattuglie delle volanti e un'ambulanza del SUAM 118. Il giovane straniero è stato portato all'ospedale San Bortolo, dove sarebbe stato ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Non ha saputo spiegare chi fossero gli aggressori e perché lo avessero preso di mira. Gli investigatori adesso dovranno riuscire a ricostruire cosa sia effettivamente accaduto e a risalire al movente del pestaggio. Un aiuto alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Adesso è caccia alla gang dei picchiatori. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri. La sicurezza è un tema prioritario per i cittadini. C'è la discussione sull'utilizzo del taser. A favore di questa pistola elettrica si schiera il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Gio Formaggio. Se l'obiettivo è la sicurezza, il taser fa centro? È un vero e proprio scontro quello che si consuma in questi giorni di fine agosto sulla pistola elettrica. Scontro dialettico, confronto politico aspro. Soprattutto dopo i 2 morti col taser in 48 ore ad Olbia e a Genova, la polemica è più forte che mai. In Veneto Gio Formaggio si schiera apertamente a favore del congegno in dotazione alle forze dell'ordine. Non possiamo criminalizzare le forze dell'ordine e soprattutto non possiamo criminalizzare uno strumento che è uno strumento di difesa. Uno strumento di difesa, ed è proprio questo uno dei temi più dibattuti. Sì, perché i detrattori ricordano i decessi di persone su cui è stato usato il taser. Intanto nel Vicentino ci sono comuni come Tiene che sono pronti ad adottare la pistola elettrica che tanto fa discutere. Da settembre il Consorzio di Polizia Locale Nord-Est Vicentino introdurrà l'utilizzo del taser nel pieno rispetto dei protocolli stabiliti con le ULS di competenza per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e agli operatori. Allo stesso tempo verranno attentamente valutati gli esiti delle indagini in corso. Quindi, se dovessero emergere collegamenti tra i recenti tragici eventi e l'uso del taser, ne terremo conto con la massima responsabilità. Il comando di polizia locale Nord-Est Vicentino, con i suoi 17 comuni consorziati a servizio di 120.000 abitanti, è il primo a dotarsi di taser. Sono 10 gli agenti formati all'utilizzo di questa pistola che fa uso dell'elettricità per impedire il movimento di chi è colpito, facendone contrarre i muscoli. Le pattuglie di pronto intervento lo possono utilizzare come deterrente nelle situazioni più a rischio, quando bisogna fronteggiare personaggi violenti, aggressivi con gli agenti. Ma attenzione, il taser va usato nel pieno rispetto dei protocolli e in ogni caso la discussione sul suo utilizzo è ancora aperta e la politica si spacca tra contrari e favorevoli, con Gio Formaggio che rilancia. Dobbiamo aiutare le forze dell'ordine, preparare le forze dell'ordine e soprattutto dobbiamo stare dalla parte delle forze dell'ordine contro la criminalità, quindi avanti con il taser in tutti i comuni, con la polizia locale, la polizia e tutte le forze dell'ordine.
Servizio di Carlo Alberto Inghilleri, ne abbiamo parlato ieri sera a Focus. Sentiamo cosa ha detto Riccardo Szumski, che è il candidato presidente della regione con Resistere e che è medico ed ex sindaco di Santa Lucia di Piave. Casi di scontro e quindi di rischio anche per gli agenti siano moltiplicati ovunque, questo è uno strumento che, come è stato detto da altri, rispetto a una pistola fa meno danni e permette di operare con una maggior sicurezza. Chiaro che purtroppo poi alla fine abbiamo le decisioni della magistratura, mi dispiace dirlo, che talvolta sono poco comprensibili quando sono così evidenti, come il soggetto in questione che insomma già segnalato, pluricondannato, viene messo tranquillamente in libertà anche sul braccialetto elettronico. Poi, visto che abbiamo avuto un recente caso, avremo qualcosa da ridire. Quindi io su questo sono d'accordo. Il rischio, ma non esiste nulla che non c'è rischio, anche una bastonata, anche se la dai sul torace, può provocare un arresto cardiaco. Quindi di cosa stiamo parlando? Cioè, se no, allora diciamo che facciamo a meno, e cosa portano? Gli zuccherini, i pasticcini, per dire vieni qua, mangiamo i pasticcini, stai buono. Cioè, diciamo che è una cosa fatta. Chiaro che nell'educazione, nell'addestramento gli si spiega come usare, ma sono tutte cose che vengono fatte. Anche noi abbiamo un consorzio di polizia municipale a Conegliano, in cui il mio comune, ex comune, di cui era amministratore, il mio comune fa parte. Anche adesso anche loro fanno la formazione degli agenti, sanno come usare. È chiaro che se fermano un cittadino che non si ribella, non diventa violento, non succede nulla. Se invece la gente fa il suo mestiere, cioè succede a me, io mi chiedono di fermarmi, mi fermo e mostro i documenti, mica ho qualche problema. Se è qualcuno invece che ha qualcosa d'altro da fare o è in condizioni da essere un pericolo per gli altri e anche per se stesso, può essere che debba essere usato. Ecco, così Riccardo Szumski ieri sera a Focus, oggi in regia Italo Morao e Mattia Pizzaia. Sempre andiamo avanti con la cronaca, voleva riallacciare i rapporti con la ex e con l'inganno è entrato in casa, l'uomo però aveva il divieto di avvicinarsi ed è stato arrestato dai carabinieri. Arrestato dai carabinieri un 29enne con l'accusa di atti persecutori e violazione del divieto di avvicinamento alla ex compagna. La donna, una 38enne, aveva contattato il 112 dicendo che il suo ex compagno, su cui appunto pendeva un divieto di avvicinamento nei suoi confronti, si trovava sotto casa sua. L'uomo con l'inganno era riuscito ad entrare in casa chiedendo di riallacciare il rapporto. Quando la donna lo ha respinto, il 29enne le ha strappato di mano il telefono per evitare che chiamasse le forze dell'ordine. Sul posto però sono giunti i carabinieri, alla cui vista l'uomo ha cercato di darsi alla fuga inutilmente. Fermato e perquisito è stato trovato il telefono che è stato restituito all'ex compagna. I due già in passato avevano avuto una relazione finita da oltre 1 anno e mezzo a causa della morbosa gelosia di lui che scaturiva in violenza fisica e verbale. A seguito di questi comportamenti era stato emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento. L'uomo è stato arrestato e processato per direttissima. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. Intossicazione da cannabis, questo nella lettera di dimissioni dall'ospedale di Abano Terme che ha ricevuto una colf di 52 anni. Dalle indagini dei carabinieri è emerso che l'aveva ingerita con una torta. L'aspetto di quei dolcetti nel frigo della famiglia per cui lavorava era molto invitante evidentemente, tanto da spingere una colf ad assaggiarli senza chiedere il permesso a nessuno. Peccato però che quei brownies fossero farciti di cannabis. Prima un malessere con dei mancamenti, poi la corsa in ospedale ad Abano Terme, dove le viene diagnosticata un'intossicazione da cannabis. Vista la sostanza, sono stati avvertiti i carabinieri, che hanno prima interrogato la donna, una 52enne di origine straniera, che ha confessato quello che per lei era solo un peccato di gola. Poi i militari sono andati nella casa dove lavorava. Lì hanno trovato ancora qualche pezzo di torta cucinata dal figlio 18enne della coppia per cui la donna prestava servizio. Per il giovane nessuna denuncia, ma la segnalazione in prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Servizio di Francesco Rattai e momenti di apprensione per un bambino di 1 anno ricoverato all'ospedale di Belluno con la sindrome
emolitico-uremica, il cui acronimo è SEU, che è la causa principale di insufficienza renale in età pediatrica. Ci raccontano tutto Tiziana Bolognani con l'operatore Stefano Bozzi. Con Stefano Bozzi da Belluno per parlarvi del terzo caso della sindrome emolitica uremica. L'acronimo è SEU, una malattia che ha colpito ancora una volta un lattante di 1 anno. Ve ne avevamo parlato qualche settimana fa raccontandovi la storia di un piccolo di nemmeno 1 anno, 10 mesi, che era arrivato al pronto soccorso dell'ospedale di Belluno, che in ospedale era stato trattenuto per accertamenti in osservazione e sul quale gli esami avevano riscontrato la SEU, poi curata e seguita nel reparto di nefrologia dell'ospedale di Padova, dove il piccolo era stato trasferito. A distanza di pochi giorni la situazione si è purtroppo ripetuta e preoccupa, perché la SEU è una malattia tanto insidiosa quanto rara, che rappresenta la principale causa di insufficienza renale in età pediatrica e che, se non intercettata tempestivamente, può presentare un decorso particolarmente grave. L'argomento è importante perché riguarda per l'appunto i lattanti, ma la SEU può colpire anche i bambini più grandi, e in Veneto in questo periodo si ha evidenza di un caso di SEU su un bambino di 7 anni, e questa circostanza apre evidentemente riflessioni importanti, più ampie, sull'alimentazione in età pediatrica. Perché? Perché la principale causa della SEU certamente deriva da un'infezione alimentare, e quindi dalla somministrazione di cibi non cotti adeguatamente. Sentiamo a tale proposito i consigli del primario di pediatria dell'ospedale di Belluno, il dottor Stefano Marzini. Questo caso ci ricorda cose che magari dovremmo ricordarci tutti i giorni, che certi tipi di alimenti e soprattutto come gestiamo questi alimenti sono molto importanti per ridurre i rischi di infezioni trasmesse. La questione per l'appunto dell'alimentazione: ai bambini non devono essere proposti alimenti crudi, in nessun caso, in nessun modo. Né alimenti crudi né alimenti non lavati. E quindi questo è molto importante, come anche ovviamente prima di preparare il cibo dei bambini, chi lo prepara deve lavarsi le mani. Ecco, quindi questo sicuramente sono le cose fondamentali, perché purtroppo i bambini, soprattutto quelli in età prescolare, in particolare i lattanti, gestiscono male certi tipi di infezioni, stanno peggio degli adulti sicuramente. Il problema delle infezioni, per esempio nei lattanti, come anche di altre situazioni cliniche, è che i bambini a domicilio fanno vedere dei sintomi assolutamente aspecifici che non mettono in allarme i genitori, come potrebbe essere in questo caso. Ecco. E quindi in realtà si fa difficoltà a rispondere affermativamente dicendo sì, i genitori devono guardare questo, devono guardare quest'altro, perché in effetti è molto difficile in questi casi. Quindi la cosa più importante, sempre comunque nel caso di una persistenza di sintomatologia, è quella di far vedere il bambino, di una sintomatologia o di cose che sono fuori dalla routine, è quello di far vedere il bambino o al pediatra di base o in ospedale. Allora, questi consigli del dottor Stefano Marzini, ricordandovi però che il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 1 Dolomiti sta svolgendo accertamenti approfonditi su questo terzo caso di SEU, e quando emergeranno evidenze su cosa sia stato somministrato al piccolo di 1 anno saranno fornite tutte le informazioni del caso, anche in relazione alle abitudini alimentari nelle famiglie in cui ci sono bambini di età inferiore ai 10 anni. Grazie molte a Tiziana Bolognani, a Stefano Bozzi. Vediamo la prima pagina del giornale di Vicenza. Folla
folla la veglia per ricordare Mattia e Giulio. L'indagato per duplice omicidio stradale resta ai domiciliari. Vedete la chiesa di Villaggio Giardino che in queste foto del giornale di Vicenza per la veglia funebre per i due ragazzi investiti da un automobilista, due ragazzi di 16 anni che erano a bordo di uno scooter. Tantissime persone hanno affollato la chiesa in vista dei funerali. E sarà lutto cittadino oggi a Trebaseleghe per i funerali di Martin Pattaro, il 15enne travolto e ucciso in bici a Loreggia. L'addio alle 15:30. Bandiere del comune a Mezzasta, attività invitate a osservare un minuto di silenzio e se possibile fermarsi durante i funerali. Si stringe con affetto la mamma e il papà di Martin Pattaro, la comunità di Trebaseleghe, con il sindaco Antonella Zoggia che in segno di profondo cordoglio ha proclamato il lutto cittadino. Alle 15:30 in tanti vorranno salutare Martin Pattaro, morto martedì pomeriggio mentre correva lungo la Treviso Ostiglia con la sua mountain bike arancione. Gli occhi buoni e vivaci, Martin Pattaro era un ragazzo pieno di vita. Era con un amico, come faceva spesso. Era felice di andare in bicicletta. Stava attraversando in via Malfattini quando è stato investito da un'auto che non ha potuto fare nulla per evitarlo. Il suo giovane cuore si è fermato praticamente subito, nonostante i disperati tentativi di rianimazione dei sanitari del SUEM 118. Piangono mamma Fabrizia e papà Alessandro, piangono gli amici di Martin, i suoi compagni di scuola, quelli della scuola di break dance. In un estremo gesto di generosità, la famiglia di Martin Pattaro ha autorizzato la donazione degli organi, gesto d'amore e di vita, dono prezioso verso chi, dalla morte e dalla sofferenza, potrà avere una nuova speranza. Grazie a Chiara Gaiani. È un cittadino indiano di 40 anni, l'uomo che è morto nelle acque del lago di Garda, il cui corpo è stato recuperato a Peschiera del Garda. La scomparsa del quarantenne era stata segnalata da diverse ore da parte di un connazionale. Mi pare che avessimo delle immagini qui, che era uscito in pedalò con la vittima e lo avrebbe visto cadere in acqua. A notare il corpo che galleggiava è stato un passante che stava camminando sul lungolago e che ha lanciato l'allarme. Sono stati così chiamati i carabinieri che sono intervenuti assieme alla squadra nautica della Polizia di Stato di Peschiera e hanno riportato il cadavere a riva. Sospettato di avere lanciato pietre sulle auto in transito all'uscita della galleria di Montebello, un uomo è stato fermato e denunciato dalla polizia locale in via dell'Istria. Una persona intenta a lanciare pietre dall'alto sui veicoli in transito all'uscita della galleria di Montebello. Questa è la segnalazione giunta nel pomeriggio di qualche sabato fa alla sala operativa della Polizia Locale di Trieste, che ha subito inviato una pattuglia del secondo distretto allo sbocco del tunnel lato via Salata. Data la situazione potenzialmente pericolosa, mentre la pattuglia del distretto si recava proprio all'uscita della galleria, un'altra del nucleo interventi speciali a supporto si è diretta in via dell'Istria. Proprio qui, sul parapetto sovrastante lo sbocco in via Salata, gli agenti hanno fermato un individuo sospetto che durante l'identificazione ha cercato di nascondere nella tasca dei pantaloni una pietra lunga poco meno di 9 centimetri. A terra, vicino a lui, altri sassi di analoghe dimensioni. Nel frattempo, un testimone ha riferito alla pattuglia del distretto che poco prima in via Salata aveva udito un forte tonfo sul proprio automezzo in transito e si era recato in via dell'Istria, dove diceva di aver visto l'uomo lanciare le pietre. Ma la vicenda non è terminata qui. Accompagnato nella sede della polizia locale in via Revoltella, il sospettato ha perso totalmente il controllo, tanto da costringere gli operatori a richiedere l'intervento di personale sanitario. A suo carico una denuncia per getto pericoloso di cose, danneggiamento, tentate lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Servizio di Laura Buccarella della nostra redazione di Trieste. A Vicenza la polizia ha bloccato 2 sedicenni. Alle 2 di notte hanno imbrattato la facciata della scuola dell'infanzia comunale Tretti. Per questo sono stati denunciati.
Sono le 2 di notte quando 2 sedicenni coperti dall'oscurità entrano in azione armati di bomboletta spray e imbrattano la facciata della scuola dell'infanzia comunale Tretti. Forse pensano che il loro atto vandalico resterà impunito, ma si sbagliano. Sì, perché in via Rismondo c'è chi non dorme. Un cittadino che vive nella zona nota i 2 ragazzi e chiama la polizia. La questura, ricevuta la segnalazione, invia una pattuglia delle volanti e gli agenti che piombano sul posto sorprendono i 2 sedicenni. Ormai è chiaro anche a loro che sono stati scoperti. A quel punto ammettono le loro responsabilità e consegnano le bombolette spray. I genitori sono dovuti andare in questura a recuperare i figli che, identificati, sono stati denunciati alla procura dei minori per deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Andiamo in pubblicità un paio di minuti con i nostri registi Italo Morao e Mattia Pizzaia. State con noi. Torniamo all'ondata di maltempo che ieri si è abbattuta sul Veneto, in particolare sulle province di Venezia e di Padova. Vere e proprie bombe d'acqua con strade allagate, anche alberi che hanno poi ostruito alcune strade, decine di interventi dei vigili del fuoco, blackout e soprattutto box e rimesse sommerse dall'acqua. Il Comune ieri aveva attivato la protezione civile. È stato un risveglio drammatico per Mestre e dintorni dopo la pioggia incessante che in poco tempo ha allagato strade, marciapiedi, garage scantinati. Bissuola, Carpenedo, Zelarino, Marghera, Corso del Popolo completamente allagato. Anche in via Bosso, a Mestre, l'acqua ha invaso le zone più basse. Per fortuna siamo riusciti a tirar fuori le macchine, le moto, tutte le cose veramente importanti, perché l'acqua continuava a salire. Quando sono uscito per portare fuori la moto, ho visto che il piazzale del parcheggio proprio vicino a casa mia era strapieno d'acqua, sopra i marciapiedi, e nella discesa per scendere ai nostri garage scendeva una cascata, sembrava una cascata d'acqua e continuava a premere, spingeva nei nostri garage. E siamo riusciti a tirar fuori tutto quello che siamo riusciti a tirar fuori. Una situazione mai vista prima, continua. È successo che qualche anno fa che è venuta un po' d'acqua, ma niente a confronto di adesso, qualche centimetro, ma veramente incredibile. Sono rimasto sbigottito quando sono sceso e continuava a salire. È stato veramente dura, insomma, è stato veramente un brutto momento. L'acqua era ovunque. L'acqua era sopra il marciapiede, l'unico posto asciutto era qui dove abbiamo messo le moto, era l'unico posto dove non c'era acqua, tutta l'acqua del piazzale scendeva nella discesa qua e faceva una cascata e entrava tutta nei nostri garage. Il garage allagato, l'acqua fino a 50 centimetri più o meno giù, e effettivamente questo piazzale era completamente pieno d'acqua, tanto che le macchine avevano l'acqua a metà delle ruote, quasi a livello delle porte. Insomma, è mancato poco che l'acqua andasse dentro le porte. Qualcuno in un'altra zona ha addirittura pensato di attrezzarsi con remi e canoa per potersi spostare. Grossi disagi anche a Favaro e Campalto, con via Gobbi allagata dalla rotatoria di via delle Felci. Sono intervenuti anche i Rangers per aiutare i residenti e i commercianti, come il titolare del panificio da Luca che ha rivolto un messaggio alle istituzioni. La rete fognaria non riceveva e quindi ha cominciato a inondarsi fuori il piazzale, e poi ad ogni passaggio di una macchina o di un autobus faceva tipo un'onda e l'acqua ha cominciato ad entrare sempre di più e quindi mi sono trovato una decina di centimetri sotto acqua. Lei però si sente di lanciare un appello, soprattutto in questo caso alle istituzioni. Sì, il mio appello è che noi ormai in questo paese piccolo siamo rimasti pochi negozi, cerchiamo anche di investire del denaro per tenersi sul mercato,
però è già la seconda volta che succede questo e ricominciare sempre da capo demoralizza tutti quanti. Sul posto anche il consigliere delegato ai lavori pubblici Piero Trabuio. Sia in via Montecervino che in via Gobbi il rientro delle acque è stato molto più lungo, difatti alle 11:30 avevamo ancora tantissima acqua sia su tutte e due le vie, quindi ritengo che sì, sia l'acqua che è stata molto importante come quantità, però ritengo che abbiamo anche un ulteriore problema sui sottoservizi, quindi o un problema di sottodimensionamento delle infrastrutture o un problema di intasamento delle linee, quindi ritengo che sia il caso di fare una verifica più precisa e puntuale per quanto riguarda questi punti più critici che abbiamo individuato. Servizio di Ilaria Marchiori, e l'acqua non ha risparmiato nemmeno il Palasport Tagliercio, dove proprio ieri era stata presentata la nuova stagione della squadra maschile. Danni in stanze, spogliatoi e sala VIP. Anche il Palasport Tagliercio completamente allagato sia nella parte esterna che in quella interna, con gli uomini della protezione civile al lavoro per ore. Solo poche ore prima era stata presentata la nuova stagione della squadra maschile dell'Umana Reyer e nei prossimi giorni toccherebbe a quella femminile, ma ora bisogna fare i conti con i danni provocati dall'acqua che fortunatamente non ha raggiunto il campo. Il Tagliercio purtroppo è un po' scavato, per cui è un po' interrato e giustamente tutto l'anello, per cui uffici, palestra, area VIP, negozio, è andato tutto sott'acqua, con danni ingenti, e adesso i prossimi giorni saranno giorni in cui faremo la conta dei danni e poi si provvederà al ripristino e al contatto di tutti i fornitori. Purtroppo i danni sono tanti e più che altro non abbiamo, siamo ancora senza corrente elettrica, per cui dentro è ancora buio, non si riesce a fare un conto e vedere veramente com'è la situazione. Speriamo in serata di riuscire a ripristinare questo guasto elettrico, perché la cabina elettrica, tutto è finito sott'acqua, e anche Enel sta lavorando per ripristinare, e speriamo di poter i prossimi giorni mettere tutti in condizione di poter lavorare. Insomma, è il caso di dire duri banchi. Duri banchi, sì, questo motto sì, è il nostro motto, per cui sicuramente non ci facciamo spaventare. Nei prossimi giorni lavoreremo sodo, più di prima, siamo sicuri di poter ripartire alla grande, come sempre. Ieri particolarmente colpita Spinea, con auto finite sott'acqua, garage allagati anche qui, disagi anche a Mira, Mirano e a Santa Maria di Sala. Pioggia, tanta, in pochissimi minuti, e così Spinea finisce in gran parte sott'acqua. Non si salva il centro, con le strade principali che diventano fiumi, né tantomeno gli scantinati e i garage di molte abitazioni. È emblematico il caso del condominio Ater di via Desenzano, nel quale vivono 50 famiglie. Il problema degli scarichi della strada, che i tombini non scaricavano, l'acqua ha superato il livello del marciapiede, entrava da tutte le 4 porte della lunghezza del condominio e dallo scivolo che va nei garage. Era una vera e propria cascata. Quando è iniziata l'acqua a salire rapidamente a raggiungere i contatori, si è visto uscire del fumo. Sono esplosi i contatori, sono proprio esplosi, quindi adesso fino a che non riusciranno a liberare, qui si parla di 1 gradino all'ora, quindi qua ci vorranno ancora 5, 6, 7 ore. Poi arriveranno le squadre di elettricisti, però la cosa è lunga. Non avrei mai pensato che potesse succedere qualcosa di simile. Io abito qua da questa parte, solo che la mia macchina è parcheggiata giù in garage dalla parte dove abita mia nonna, e chiaramente penso che sarà irrecuperabile. Ho notato che non c'è la corrente in casa. Sono sceso giù al piano terra con l'ascensore per controllare l'interruttore. Mi sono trovato scendendo, quando si è fermato l'ascensore mi è entrata acqua dentro e l'ho preso paura.
Per la furia dell'acqua sono letteralmente esplosi i contatori dell'energia elettrica, cantine e garage sono finiti sotto 2 metri d'acqua. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore, ma ormai decine di auto avevano subito danni irreparabili. Stessa cosa al villaggio dei Fiori, in via Solferino, in via Capitanio, chiusa dai carabinieri. Stamattina alle 7, 7 e mezza, 8 ha iniziato a crescere, come che sta crescendo ancora a tuttora. Sta crescendo ancora? Sì. In via Desenzano, ma non solo, non sono mancate critiche dei residenti per una manutenzione dei tombini giudicata insufficiente. Le condizioni dei tombini, della strada? Li abbiamo puliti io e lui dalla parte di là. Li abbiamo puliti 5 e da quando li abbiamo puliti è scesa l'acqua subito praticamente. Un po' più di manutenzione avrebbe aiutato. Fosse stata la manutenzione probabilmente forse qualcosa succedeva, ma non a questi livelli. Effettivamente l'acqua è stata tanta, però c'è da sottolineare che forse un po' di incuria c'è, perché i pozzetti qua non ricevevano per niente dell'acqua piovana, quindi infatti è un problema soltanto su questa via, quindi sicuramente c'era da fare più manutenzione. È un'emergenza, la bomba d'acqua come si suol dire ultimamente, ma c'è tanta mancanza di prevenzione e manutenzione. E sempre a Spinea c'è stato il cedimento di un muretto di una parte dell'argine del corso d'acqua che attraversa il comune. Il sindaco risponde alle critiche sulle manutenzioni dei tombini. Sentiamo. Allagamenti e un albero caduto in via Roma nel centro di Spinea, al lavoro le squadre della protezione civile a fianco dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine, sindaco e vice sindaco impegnati dall'alba a monitorare le situazioni più delicate. Il primo cittadino risponde così alle critiche dei residenti sulla manutenzione dei tombini. Non dipende molto dalla manutenzione, l'acqua quando il ricimento è a questi livelli ritorna nelle condutture, quindi non riesci a scaricare l'acqua, per cui sì, delle volte qualcuno dice sì, non si puliscono gli scoli, ma quando gli scoli non riescono più a scaricare non c'è molto da fare. A Spinea la situazione è grave, è difficile rispondere in fretta a tutte le richieste dei residenti. E la situazione è molto grave, abbiamo zone che voi avete già visto, che sono state già viste come via Desenzano, il villaggio dei Fiori, ci sono dei grandi condomini che hanno i garage completamente allagati, ci sono allagamenti un po' dappertutto. Si sono verificati inoltre un paio di cedimenti dell'argine dello scolo Fiumetto nei pressi del ponte che collega Piazza Cortina. È ceduto l'argine un paio di punti, perché il livello è stato così alto, adesso è sceso di una cinquantina di centimetri e ha portato via i bordi insomma, del Rio, e alcuni ponti erano addirittura con l'acqua che toccava il ponte. Insomma, questo è un ponte un po' più alto, ma più in fondo ce ne sono di altri un po' più bassi e quindi veramente è una situazione critica. È stato aperto il COC, centro operativo comunale, con la città metropolitana e la prefettura, un evento mai visto negli ultimi 30 anni. Si sta lavorando per emergenza, per le emergenze più gravi, andando man mano quelle che possono magari anche essere critiche per le persone, perché magari persone che possono avere problemi di mobilità, siamo cercati di intervenire subito, adesso man mano stiamo intervenendo nelle problematiche non meno gravi, ma da un certo punto di vista meno critiche. Squadre di protezione civile anche da Montebelluna, Cona, Loria, Zero Branco, Spresiano, Nervesa della Battaglia, Preganziola in supporto dell'Associazione Nazionale Alpini. Situazione critica anche a Mirano e a Cavin di Santa Maria di Sala, mentre a Mira si è verificato il record di pioggia caduta della provincia di Venezia, oltre 180 mm, contro i 101 di Mestre, i 103 di Padova e gli 81 della Bassa Padovana. Servizi di Federico Fusetti. E intanto torna alla ribalta il progetto delle casse di espansione del Piave sulle Grave di Ciano. Il comune di Crocetta del Montello ha scritto una lettera al Presidente della Repubblica per fermare lo scempio eventuale nel caso fosse realizzata questa cassa di laminazione, però la sindaca di Ponte di Piave Paola Roma risponde: la priorità è l'incolumità delle persone.
Casse di laminazione sul Piave nell'area delle Grave di Ciano. La questione arriva sul tavolo del Presidente della Repubblica, al quale l'amministrazione comunale di Crocetta del Montello, dopo la delibera del Consiglio Comunale del 22 luglio, ha scritto un'accorata lettera. Nel giorno in cui la Marca tira un sospiro di sollievo per lo scampato pericolo che aveva fatto innalzare ad arancione l'allerta anche per il Piave, la questione delle casse d'espansione individuate dalla Regione come soluzione al rischio alluvione per i comuni del Basso Piave torna in primo piano. Nella missiva, facendo leva sul valore storico di questo luogo dove durante la Grande Guerra si attestò l'estrema linea di difesa contro l'avanzata dell'esercito austro-ungarico, dove migliaia di soldati persero la vita, dove il Piave divenne per antonomasia il fiume sacro alla patria, si chiede al Capo dello Stato di intervenire per salvaguardare le Grave. In questo caso come memoria storica, come punto nevralgico nella Prima Guerra Mondiale e quindi custodi della ricchezza non solo ambientale ma anche storica e culturale di tutta un'area, se non dell'Italia intera. Signor Presidente, continua la lettera, ci permettiamo di sollecitare il suo alto interessamento per evitare che venga perpetrato un irrimediabile oltraggio ai caduti che qui hanno sacrificato la loro vita e dal territorio che loro hanno difeso. Una questione annosa, quella delle Grave di Ciano, che ha visto Crocetta, assieme ad altri 8 comuni, opporsi fermamente al progetto con un ricorso al TAR, bocciato. Ora l'opera è commissariata ed i comuni a valle del fiume si augurano invece venga realizzata quanto prima. Io credo che l'incolumità delle persone è la priorità che tutti quanti noi abbiamo e sulla quale rispondiamo anche personalmente nei confronti dei nostri cittadini e anche sulle morti di persone. Quindi credo che questo, che è stato individuato come punto fondamentale dall'autorità di bacino, che naturalmente rappresenta il Ministero dell'Ambiente sul nostro territorio e quindi ci sono persone competenti che hanno dato delle indicazioni su dove intervenire, credo che in questo caso l'incolumità delle persone umane venga prima sicuramente di un tutt'altro aspetto che possiamo comunque tutelare rispetto con il contratto di fiume, che sia la parte ambientale, solo lavorando insieme, ma naturalmente ricordando che lo scopo principale è l'incolumità delle persone. Questa volta Vicenza si è sottratta alla furia del maltempo, ma in molte altre occasioni era finita sott'acqua. Ieri a Focus c'era l'ex sindaco di Vicenza e candidato alle prossime regionali, Francesco Rucco. Incolume, diciamo. Sì, diciamo il Vicentino è rimasto incolume, in realtà poi siamo stati protagonisti di tanti fenomeni gestiti anche grazie agli interventi dei bacini di laminazione che sono stati fondamentali come opere idrauliche per contenere le esondazioni rispetto, ricorderete tutti, l'alluvione del 2010 a Vicenza ad esempio. Ma poi si è rischiato altre volte negli anni successivi, con i bacini si è contenuta naturalmente la forza di questo maltempo che nonostante le previsioni è chiaro che la quantità di acqua ormai è a livelli molto molto alti e quindi è difficilmente gestibile, anche se le previsioni ti danno un pericolo. Tu puoi allertare la popolazione, puoi mettere in sicurezza i beni materiali, però allo stesso tempo poi fai fatica a gestire. È fondamentale, condivido anche con il sindaco che parlava prima, il tema della manutenzione ordinaria e straordinaria delle caditoie, perché la rete ormai questa quantità di acqua non la tollera più. Se in più anche spesso capita che le caditoie non sono, i tombini non sono puliti, è chiaro che l'acqua passa sopra ma non filtra e quindi si creano gli allagamenti. Gli allagamenti, diceva ieri Francesco Rucco, ospite di Focus. Ancora andiamo alla politica. Franco Roccon ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di assessore del comune di Belluno ai lavori pubblici. Rammarico una scelta sofferta, ha detto, maturata a causa di dinamiche interne alla maggioranza.
Le dimissioni sono arrivate, il tempo per formalizzarle rapidissimo. Franco Roccon esce dalla Giunta De Pellegrin dopo 37 mesi di lavoro svolto assieme alla struttura, grazie alla quale il suo assessorato ha potuto gestire i progetti PNRR rispettando i cronoprogrammi ministeriali con i complimenti formali della Corte dei Conti. Quando un elastico si tira troppo poi si rompe alla fine, no? Ma insomma io qua lascio a un sindaco ovviamente le sue decisioni, di cui ho massimo rispetto per l'impegno di lavoro, di tutte le cose e anche la capacità di mettere assieme le persone, no? Però qui è andata oltre. Nella sua lettera Roccon elenca i motivi delle dimissioni che hanno ragioni politiche prima di ogni altra cosa. Partono dal cambio di denominazione del gruppo Noi con Oscar a Patto per Belluno, proseguono con l'uscita di 2 consiglieri leghisti, la Grue Ferro, e la nascita del nuovo gruppo di Forza Italia, ed arrivano a contrapposizioni e antipatie personali. Metastasi, secondo Franco Roccon, che il sindaco ora deve governare. Roccon lascia un'eredità di lavori in corso e di opere programmate, senza scordare naturalmente il Nevegal. Nel Nevegale abbiamo aperto, nel Nevegale chiudiamo sostanzialmente. Io sono felice di girare per la mia città che amo e che ovviamente ho lavorato anche per questo, lasciando un po' la famiglia, indubbiamente anche il mio lavoro, diversamente da qualcun altro, però ho lavorato intensamente proprio per dare un'immagine diversa dall'inizio della legislatura fino alla fine della legislatura e anche di più, cosa che mi pare sia avvenuta sotto gli occhi di tutti. Il rammarico è tanto. Belluno, scrive nella lettera l'ex assessore, è una città difficile da amministrare anche per le dinamiche politiche che la caratterizzano. I ringraziamenti d'obbligo al sindaco, agli uffici, ai colleghi assessori e alla stampa. C'è qualcosa che oggi, guardandosi alle spalle, quindi guardando ai 37 mesi del suo lavoro, non rifarebbe più così come è stata fatta? Ma se posso dirlo, darle grande visibilità agli algerini, per dire, visto che è sulla bocca di tutti, no? Lì ci abbiamo creduto come azione imprenditoriale di un comune alla luce del sole, perché se no non la portavamo all'interno del Consiglio Comunale, e forse avrei limitato ovviamente questa immagine, ma col senno di poi ne sono pieni i cassetti. Servizio di Tiziana Bolognani. Sarà il sindaco Oscar De Pellegrin ad assumere temporaneamente le deleghe in capo all'assessore dimissionario. Io credo che stia accadendo quello che normalmente succede su un'amministrazione pubblica dove c'è la politica. L'assessore Roccon, che peraltro devo assolutamente ringraziarlo per il lavoro svolto in questi 3 anni, che sicuramente ha portato avanti con competenza e impegno, ma sicuramente non è stato altrettanto bravo magari in altri rapporti, magari con alcuni all'interno della maggioranza. Punti di forza e inevitabili debolezze, la sintesi di un rapporto di fiducia naufragato da tempo fra il sindaco De Pellegrin e l'assessore, ormai ex, Franco Roccon. L'apice dello scontro domenica, quando Roccon, che fra le deleghe era assegnatario di quella al Nevegal, si è presentato da semplice invitato all'assemblea degli amici del Nevegal, alla quale il sindaco aveva delegato l'assessore al turismo Luciani e alle frazioni dal Ponte, invitando il diretto interessato con un messaggino a non presentarsi. Uno sgarbo imperdonabile per entrambe le parti. Da oggi ho un assessore in meno. Adesso parleremo in maggioranza su cosa fare eventualmente per il futuro, ma io credo che siano cose che possano accadere quando si è in tanti, quando ognuno ha il proprio comportamento, il proprio carattere, ognuno la pensa alla propria maniera. A questo punto Roccon ha deciso di fare questo passo indietro e quindi grazie per il lavoro che ha fatto, ma l'amministrazione va avanti. La crisi si sarebbe manifestata con veemenza già all'inizio di giugno, quando voci di corridoio non confermate davano per certa la fine del feeling tra De Pellegrin e Roccon, con dimissioni in stand-by fino ad agosto. Così alla fine è stato. Quello che ha scritto nelle sue dimissioni sono fattori personali, visioni personali che magari non coincidono magari con le mie idee e magari talvolta anche con la realtà, quindi credo sia rispettoso quello che lui ha scritto, però ecco, la realtà io la vedo in maniera differente. De Pellegrin, convinto di poter contare su una maggioranza solida e coesa, prende temporaneamente in carico le deleghe in capo a Roccon, lavori pubblici, decoro urbano, edilizia pubblica e privata, servizi manutentivi e il Nevegal. Poi ci sarà un passaggio di condivisione in maggioranza con i fedelissimi e gli alleati Patto per Belluno e Forza Italia. Entrambi questi ultimi gruppi, strenui sostenitori della incompatibilità di Franco Roccon con l'amministrazione De Pellegrin sin dai tempi della campagna elettorale,
elettorale, ancora oggi, pur in presenza di dimissioni ufficiali, non garantiscono appoggio incondizionato. Il sindaco non smentisce di avere ricevuto pressioni. Io ho sempre valutato con la mia testa, condividendo poi con la mia maggioranza, con la mia giunta, e quindi alla fine finora Roccon io posso dire che a livello lavorativo lo possiamo solo ringraziare. Su altri ambiti sicuramente ha la possibilità di migliorare. Così in Consiglio Comunale a Belluno, adesso andiamo in pubblicità e torniamo subito. Torniamo sull'antenna 5G a Crespano del Grappa, ci sono i cittadini in rivolta, sentiamo. Via Montenero a Crespano del Grappa, questo è il cantiere già aperto il 1° agosto per la realizzazione di un'antenna per la telefonia mobile 5G, cantiere autorizzato dalla procedura burocratica, ma i cittadini sono qui alle mie spalle, protestano anche con tanti striscioni. Noi siamo venuti a sapere dell'apertura del cantiere quando hanno cominciato i lavori. È mancata assolutamente la comunicazione da parte dell'amministrazione e mancando questo tempo è mancato anche la nostra consapevolezza di cercare un'altra soluzione, perché come vedete in mezzo a queste case l'antenna mi sembra non sia il caso di metterla. Ad aprile 2024 il comune di Pieve del Grappa ha adottato il piano antenne, che però non impedisce accordi tra aziende di telefonia e privati. E così lo scorso gennaio è arrivata la richiesta di installazione dell'antenna in via Montenero, a maggio è stato dato il via libera con tutti i pareri previsti dalla normativa, il 1° agosto sono arrivate le ruspe. Le contestazioni del comitato sono dirette in primis al sindaco Annalisa Rampin. Perché ci doveva avvisare per tempo appena lei sapeva di questa storia, voglio dire. Lei ribadisce che è il 2 agosto, a noi sembra impossibile perché già dal 1° gennaio le carte giravano dentro al comune con questo indirizzo, via Montenero. Noi come gruppo abbiamo preparato un'interrogazione al sindaco di cui non abbiamo ancora avuto risposta, l'abbiamo inviata l'11 agosto chiedendo sostanzialmente 3 cose: un impegno formale da parte del sindaco a rendersi disponibile ad aprire un tavolo di valutazione di altri siti, quindi vedere se c'è la possibilità di trovare un'alternativa. E poi l'accesso alla documentazione e una sospensiva del cantiere. Il 7 agosto si è svolto un affollato e acceso incontro pubblico e nel frattempo i lavori sono andati avanti con la posa dei cavidotti e della piattaforma. Le case sono vicinissime e un'antenna di 30 metri in questa posizione preoccupa i cittadini. Una richiesta ufficiale del comitato è quella che l'antenna venga ricollocata in un'area meno impattante e comunico che l'asilo è a 350 metri, 400 di distanza in linea d'aria da questa antenna. Pensiamo per i nostri bimbi. Sentiamo altre voci raccolte da Mirko Cavallin. Quello che mi lascia tanto perplesso è il fatto che tutte queste istituzioni che abbiamo sì nel territorio vengono così sovrastate da queste leggi così che ci portano via insomma la situazione di mano. Ecco. Noi chiediamo ai cittadini che ci supportino in questa grave situazione e di informarsi e di supportarci, perché insieme possiamo fare la differenza. Nel fascicolo del piano antenna era proprio specificato che bisognava pubblicizzare il più possibile e spiegare alla cittadinanza, anche con assemblee pubbliche, di cosa consisteva il piano antenne, ma questo andava fatto prima dell'inizio dei lavori, perlomeno subito dopo l'approvazione del piano antenne. Tutto nell'alveo delle norme, rispettando i parametri eccetera, ma voi comunque vi sentite un po' indifesi? Sì, perché praticamente siamo con delle leggi calate dall'alto, dove tutti i famosi addetti, tra virgolette, addetti ai lavori ci dicono che è tutto a posto, e probabilmente io sono anche sicuro di questo, però noi come cittadini siamo costretti adesso a raccogliere dei fondi per rivolgersi probabilmente a un avvocato per vedere se tutto questo è vero, perché chi è sopra invece di proteggerci ci mette in questa situazione. Lei ha una scritta sulla maglietta: non ci sto a fare da cavia, perché? Esatto, perché dicono che non ci sono studi scientifici su questi 5G. Appunto per questo io non ci sto da fare da cavia, né io né i miei figli, perché io insomma sono mamma.
Dal momento in cui parlavate dell'asilo e dei bambini, ho anch'io 3 nipoti e ci tengo moltissimo, forse solo per quello che anche nel mio cartellone di casa ho scritto, anche se sono vecchio, ma togliete tutto, ci sono i bambini. La maglietta con nonnosauro. Chiudiamo con una notizia di cronaca dall'Arena di Verona. Un corpo senza vita ripescato a Peschiera del Garda, mistero sulle cause della morte, aperte per ora tutte le piste. Per questa edizione è tutto. Gli ospiti di questa sera a Focus: Fabiano Barbisan, Lorenzo Damiano, Daniele Pescara, Francesco Vianello e il politologo Paolo Feltrini, a cui abbiamo fatto una lunga intervista sulle prossime regionali e sul quadro della politica locale. Grazie a tutti, grazie per averci seguito fin qui. I nostri registi Italo Morao e Mattia Pizzella, ci vediamo stasera alle 21:15. Buona giornata, arrivederci.